Col sindaco Roberto Pizzoli di Portotolle, che gentilmente ci ha concesso questa intervista. Innanzitutto buongiorno sindaco, come va? Buongiorno Leandro, è sempre un piacere stare in tua compagnia. Lo stato di salute del settore pesca, partendo dal discorso purtroppo negativo che Barba Marco ha qualche difficoltà, Canarin appunto stessa difficoltà, e tutti si stanno riversando in sacca di Scardovari, che forse potrebbe avere anche lei a questo punto delle difficoltà. Allora, la difficoltà credo che è legata anche sicuramente al fattore Covid, è il discorso anche della vendita e quindi naturalmente di fare reddito, questa è la prima cosa. Il secondo punto probabilmente è anche la quantità di prodotto all'interno delle lagune che può essere in sofferenza. E la terza è naturalmente il discorso che mi allaccio e che hai fatto giustamente, è quello legato alle lagune che proprio in questi giorni viene firmato il contratto per terminare l'arginatura della laguna del Barba Marco. Abbiamo già fatto un intervento insieme al Genio con soldi regionali da 400.000, ne verrà fatto un altro da 300.000 di completamento, è proprio in partenza di lavoro in questi giorni. In Canarin, grazie ai soldi delle schede della Tempesta Vai, abbiamo già iniziato l'opera di scavo, sono 750.000, e poi ci sarà una seconda tranche da di 750.000. Canarin, che tra l'altro ha riaperto e qualcosa è riuscito a produrre in questo periodo. C'è un altro progetto con altri 300.000 euro di fondo sempre regionale per fare una diga in uscita in modo da salvarlo dall'acqua dolce, su cui stiamo lavorando insieme naturalmente al Consorzio e al Genio, oltre ai nostri uffici, e anche per la Sacca un piccolo progettino di escavo, magari in partenza con l'anno nuovo, mi auguro, proprio per dare vita a quelle lagune che, lo dico sempre, lo dirò in maniera infinita. Abbiamo anche il problema naturalmente della bocca del porto di Pila, altro problema annoso che spero riusciremo a risolvere proprio con l'anno nuovo in virtù delle linee guida uscite regionali, perché le lagune, se non ci si mette la mano, c'è niente da fare, la natura da sola non ce la fa, ha bisogno dell'intervento dell'uomo. Sì, c'era stato uno studio da parte della Cosvipo per rilevare zone che potevano essere considerate ancora demaniali e quindi aumentare anche come si dice, il volume di laguna a disposizione dei pescatori. Si sa più niente? Allora, il fattore del demanio, più che lo studio del Consvipo, l'abbiamo già riportato in tutti i tavoli naturalmente dove bisogna parlare dell'ammiraglio di Venezia in giù. Lì c'è il discorso naturalmente che va legato al riconoscimento della demanialità. Spero, sai benissimo, una storia veramente antica, parte dal 1978, quindi insomma ormai sono 40 anni che se ne parla. Spero che riusciremo ad arrivare magari prima della fine del mio mandato, sarebbe una cosa bellissima, non solo per le lagune ma anche per le spiagge, che sai che abbiamo lo stesso problema. Sindaco, la ringrazio, innanzitutto la ringraziamo per la sua disponibilità e complimenti al suo paese, complimenti anche alla esposizione mediatica in questo momento a livello nazionale, che ci fa piacere come veneti, come polesani e come deltini, e grazie ancora. Grazie a voi, io ci credo tantissimo, il Delta, il suo Po e quindi tutto il Polesine ha veramente molto da dare e molto da ricevere. Sono sicuro che se ci togliamo da addosso questo fattore degli alluvionati e iniziamo a pensare un po' più in alto, credo che ci arriveremo. Grazie ancora a voi della disponibilità. Grazie sindaco.